con mister Natale Gentile dopo la partita giocata dai suoi ragazzi del Palermo Futsal Club contro Atletico Monreale. Mister, una gara che è iniziata sulla falsariga dell'andata, ovvero un match tirato, intenso, dove i suoi avevano dato dimostrazione che il gap tecnico, il gap di categoria non esisteva, poi la ripresa ha riportato forse un po' con i piedi per terra la squadra. Innanzitutto buonasera e poi guarda, un pochettino ce l'aspettavamo perché in settimana avevamo programmato un carico di lavoro abbastanza pesante, fisico, e quindi effettivamente poi oggi i ragazzi ne hanno un attimino risentito, quindi è anche frutto del lavoro che abbiamo fatto in preparazione di quello che sarà il campionato, che diciamo sarà il nostro obiettivo principale. Adesso mister c'è l'esordio in campionato, come ha detto lei è il suo obiettivo principale, è il vostro obiettivo principale. L'obiettivo sarebbe la salvezza, sarebbe mantenere la categoria, ma la squadra ha dato dimostrazione che le qualità ci sono. C'è magari la possibilità di sognare nel corso della stagione? Andiamoci step by step. Prima pensiamo alla salvezza, che sicuramente non sarà una cosa facile. Poi man mano che si va avanti vediamo a che cosa possiamo ambire, però sicuramente il primo obiettivo da raggiungere è la salvezza. Mister, grazie mille, complimenti comunque e alla prossima. Grazie a te.